Gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, proprio un'edizione veloce di questo speciale dedicato al discorso legato al taglio delle accise dei carburanti in Friuli Venezia Giulia. È uscita insomma la notizia che il governatore regionale Massimiliano Fedriga abbia, io non ho detto abbia tagliato le accise a livello nazionale, insomma, e chiaramente alcuni esercenti ci hanno scritto, in particolare Manuel Rizzi, che vedete già collegato con noi da Gorizia, ci ha scritto: no, guardate che non è proprio così, perché c'è un taglio, ma non è proprio il taglio inteso da Fedriga. Ci confermi, Manuel? Ciao Omar, ciao a tutti. Sì, ti confermo subito questa notizia, perché questa notizia è stata riportata dal Corriere della Sera, il Giornale e diversi altri quotidiani nazionali, blog nazionali di tutta Italia, dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia. Stanno dicendo che Fedriga ha tagliato le accise in Friuli-Venezia Giulia e quindi questa riduzione dei 30 centesimi è una riduzione di accisa. Sbagliato, non vero, fake news, notizia non vera. Fedriga cosa ha fatto? Ha aumentato i contributi regionali che attualmente in prima fascia sono 21 centesimi sulla benzina e 14 sul gasolio, e da domani saranno 29 sulla benzina e 20 sul gasolio. Ha aumentato Chiaramente anche parliamo di fascia 1, parliamo di fascia 1. Sì, infatti sto parlando fascia 1. Fascia 2 hanno aumentato, non ho visto ancora quanto era l'aumento, ma anche in fascia 2 hanno aumentato. Però dire che c'è stato un taglio di accise e far credere, questo è il problema, perché stanno facendo credere a tutti i cittadini italiani che Fedriga ha tagliato le accise, e quindi molti di loro adesso stanno protestando e stanno chiedendo ai loro governatori di seguire Fedriga. Quando in realtà sappiamo benissimo che in una parte dello Stato non si possono tagliare le accise. E poi 30 centesimi di accise, cavolo, siamo più anche delle accise che si trattiene la regione. Questa cosa qua è soltanto ovviamente dei soldi messi a bilancio della regione, come ogni anno, che gli sta dando un contributo ai cittadini. Quindi la notizia che è uscita sul Corriere della Sera, sul giornale, su altri blog è una notizia fake. Ecco, ho letto, se permetti, poi cercando bene anche sulle varie pagine presenti su internet, dunque non twittato da Tizio, Caio e Semproni, ma proprio cercando, mi è caduto nell'occhio un articolo del Econopoli del Sole 24 Ore che parla chiaro e dice: perché il taglio delle accise non taglia i prezzi di benzina e gasolio. Ecco, può legarsi tranquillamente bene al fatto che alla fine le accise non sono state tagliate, no? No, infatti le accise non sono state tagliate, infatti vedremo domani come oggi il prezzo, per esempio nel mio distributore ho il prezzo del gasolio a 1,76, domani il prezzo del gasolio sarà 1,76, se Fedriga tagliava le accise, io il prezzo fuori in strada non era 1,76, era i 30 centesimi dichiarato di sconto di accise da Fedriga, in realtà è il contributo regionale, quindi ovviamente sì, c'è una riduzione, quindi il cliente arriva con 29 centesimi mettendo dentro la tessera del POS e fa il carburante solo per i residenti. Sembra che lui ha tagliato le accise, quindi mi può arrivare anche magari uno dalla Val d'Aosta qua a far benzina con le accise regionali tagliate. Non è così. Chiaro. Il problema Senti, ripeto, però, senti, c'è un vecchio detto che dice: fatta la legge, fatto l'inganno, no? Nel senso che automaticamente rispetto alla settimana scorsa, da quando c'è stato un po' il taglio dei prezzi, per quanto riguarda il prezzo intero, parlo alla distribuzione, stranamente la benzina è già aumentata di 6-7 centesimi al litro. Correggimi se sbaglio. No, allora Omar, in questi giorni la benzina sta calando, in questi giorni oltretutto ho visto anche i miei colleghi che hanno cominciato ad abbassare i prezzi. Guarda, io ti posso, ho visto sì, che siamo sull'1,80 da qualche parte, ho già visto. 1,80, ma stiamo andando sotto l'1,80 in diverse parti. Stanno incominciando, certo, anche però perché attenzione, settimana scorsa, te lo dico non perché me lo sono inventato io,
mercoledì Sì, 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 scorso io ho sì. fatto benzina in Italia, cioè a Corno di Sì. Rosazzo, non dico dove, e c'è solo quel distributore tra l'altro, praticamente prezzo alla pompa era 1,75 e ho pagato Ok. praticamente Sì, sì, sì. 1,54 Sì, al sì, no, no, litro. no, Oggi infatti. siamo a 1,83, cioè volevo dire, No, non è che sia ecco, proprio... no, se tu vedi 1,83 lì, ma vedrai qua che invece a Gorizia è l'inverso. Molti impianti che erano 1,83 stanno diventando 1,80 e stanno andando sotto l'1,70, quindi il trend è in diminuzione anche perché il prezzo del petrolio sta calando. Siamo già arrivati, ho visto Certo. oggi, a 106 dollari. Era a 102 ieri, oggi a 106. E quindi andando anche a vedere il prezzo del Platts, che è il prezzo di riferimento, che è composto da ovviamente il prezzo del petrolio più le accise, è in diminuzione, quindi i prezzi cominceranno anche a calare, andremo, ripeto, sotto l'1,80, arriveremo anche a 1,75. Io per esempio oggi ti ho detto, il gasolio ce l'ho già a 1,76, la benzina ce l'ho già a 1,75, esempio nel Beh, mio questa è una cosa distributore. importante. Però, Sì, ripeto, io sì, voglio sempre fare il cronista anche che va a cercare il pelo nell'uovo. assolutamente. Sì, sì, sì. C'è già successo l'anno scorso dei famosi sconti aumentati in fascia 1, si pagava 30 centesimi in meno per la benzina e 21, se non ricordo male, per il No, gasolio. 20-20, era Poi 29-20. sì, 20, Sì. 20 no, beh, no, si andava a 30 perché mi ricordo che erano 30 centesimi, No, no, oh. per la benzina parlo. Mhm. Però il discorso è che alla fine pagavi sì lo sconto 29 centesimi, però Mm. alla fine se andava a vedere bene il prezzo esposto, pagavi come prima, nel senso che pagavi sempre 21 centesimi alla fine, perché da una Perché parte ti era un scalavano. periodo, ha Sì, aumentato il volevo dire, da una petrolio, quindi parte, il prezzo. ecco. Sì, Allora, non sì, è che sì. ci possiamo aspettare, tra parentesi, questo mese, che magari i primi giorni va tutto bene, e poi alla fine, fra 10 giorni, succede la Tu stessa ci cosa. dici, Ecco, questo che ti tu stai chiedo. parlando, nel senso, tu stai dicendo gli imprevisti. Io li chiamo gli imprevisti. Gli imprevisti possono succedere. Il mio imprevisto era, secondo me, che il prezzo già saliva adesso. In realtà sto vedendo che sta scendendo. Quindi, tutto sommato, saremo ben sotto il prezzo sloveno per le prossime settimane. Il problema di L'importante è che non fondo. sia uno specchietto per l'allodole, ecco, questa è la cosa Ma importante, no, il no? problema di fondo è quale? Qual è? Nel senso, l'incognita. L'incognita è la Slovenia. Vediamo dal 15 di aprile cosa faranno loro, innanzitutto, come andrà il prezzo del petrolio, perché finché rimane queste cifre qua va bene così. Sappiamo che oltretutto anche il discorso di taglio di accise, in teoria, a quanto dice il governo, dovrebbe terminare il 21-22 aprile, quindi per cui sì, questi contributi dati dalla regione dureranno tutto il mese, però ci potremo ritrovare che magari a metà mese ci aumentano di nuovo le accise, la Slovenia abbassa un po' il prezzo e ritorniamo punto a capo. Io li chiamo gli Sì, sì, perché imprevisti. ci sarà da aspettarsi chiaramente la contromossa del vicino di casa, questo è Assolutamente sì. automatico, no? Senti, Adesso allora, sì, con i prezzi no, no, attuali finisci. arriviamo chi pari, chi sotto il prezzo sloveno in questo momento. Chiaro. Senti, allora per concludere, perché so che ti stanno arrivando i clienti e non vogliamo rubarti Sì. tempo perché il tempo è denaro, non si parla, chiaramente non dobbiamo dire taglio delle accise, ma bensì agevolazione sullo sconto agevolato. Questo potrebbe Beh, essere in sintesi il punto. semplicemente bisogna dire aumento del contributo regionale, semplice, non Nessun c'è taglio di altro da dire. accise, nessun taglio No, accise. innanzitutto ribadisco, le notizie uscite sul Corriere della Sera, sul giornale, su diversi blog a livello nazionale sono delle notizie non veritiere. Il Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica, non ha tolto alcuna accisa. E ovviamente lo sto dicendo io in questo momento, ma ho già preso contatti con chi ovviamente è un po' più consono a fare queste comunicazioni qua, quindi a breve ci saranno anche delle comunicazioni più ufficiali che smentiranno questa cosa. Possiamo dire che abbiamo spoilerato qualcosa di importante, insomma, visto che va molto di Assolutamente. moda come termine. Allora, io ringrazio Manuel Rizzi, come sempre puntuale, un po' quello che ci anticipa quello che succede per quanto riguarda il mondo dei carburanti e non solo, nella speranza, insomma, come ha detto lui, che col calo del prezzo del petrolio automaticamente ci sia ancora più convenienza da parte di coloro che dovranno fare rifornimento in fascia 1 per quanto riguarda gli abitanti di fascia 1, ma anche fascia 2 della regione Friuli Venezia Giulia, però cosa molto importante, lo ribadiamo per l'ennesima volta, perché qualcuno dice, il giornale si scrive,
la televisione e la web TV si ascolta e si parla, come si dice in questi casi, si vede e si ascolta. Il morale della favola: Fedriga non ha tagliato nessuna accise, ha soltanto fatto un'operazione importante per un mese, cioè quella di dare un bonus sullo sconto dei carburanti, dunque agevolare ulteriormente i proprietari di auto, veicoli e non solo, residenti in Friuli Venezia Giulia, per evitare, diciamo, lo sconfinamento dall'altra parte, dove magari il prezzo come Penelope attira e si va a finire come Circe di tornare qua in quella maniera là, insomma, no? Giustissimo, Omar. Adesso vi lascio che ho qualche cliente. Bene, anche perché poi ti lascio, proprio ti rubo ancora 20 secondi per dire che ci sono molti nostri amici che ci guardano da fuori regione e giustamente era giusto ribadire questo fatto, perché magari, come hai detto tu, ti arriva uno dal Veneto e dice: io vengo in Friuli perché pago meno rispetto anche al prezzo normale, perché qui le accise non ci sono, no? Sì, ancora un secondo, dopo vado che c'è il cliente. Ribadisco che anche l'assessore alle finanze della Lombardia ha fatto ovviamente un elogio a Fedriga perché ha tagliato le accise, quindi la notizia ormai si è sparsa in tutta Italia, quindi questa deve essere fermata assolutamente. Grazie Omar, grazie, ti lasciamo al tuo lavoro e diamo appuntamento al nostro amico alla prossima importante notizia. Dunque chiudiamo qui questo speciale di friulitv.net dedicato al discorso legato ai carburanti. Ripetiamo, nessun taglio delle accise, soltanto un'ulteriore agevolazione per quanto riguarda lo sconto da domani sui carburanti in Friuli Venezia Giulia. Dunque la fascia 1 chiaramente avrà un privilegio di più perché è zona, come si dice, disagiata. La fascia 2 avrà anche lei un interessante bonus per quanto riguarda, insomma, lo sconto dei carburanti. Però ripetiamo e lo ribadiamo, non c'è stato nessun taglio di accise in Friuli Venezia Giulia. Era giusto ed obbligo anche nei confronti delle persone e degli utenti, insomma, ribadire che bisogna a volte stare attenti con l'italiano, perché l'italiano è una lingua molto particolare, come diceva il mitico Ragionier Fantozzi. Non resta che salutarvi e dirvi mandi e alla prossima. Ritorneremo più tardi con l'informazione e non resta che augurare a tutti voi buon pomeriggio. Dal 30 marzo al 3 aprile la quarta edizione del Festival Monfalcone Geografie. 5 giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della geografia, per indagare luoghi di oggi e luoghi della storia, paesaggi fisici e dell'anima. La terra come geografia da salvare. Nel Geo Village di Piazza della Repubblica e in molte sedi di Monfalcone.